Rieccoci insieme, cari telespettatori. Abbiamo parlato nella prima parte con la presidente dell'associazione dell'Accademia Italiana di Biofilia di benefici degli ambienti, della natura nella nostra vita quotidiana, quindi circondarsi di verde e di forme che richiamano la natura, con il presidente invece della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani. Parliamo delle conseguenze, delle alterazioni che la natura ha subito a seguito del comportamento umano, e per stare sul tema in questi giorni ne vediamo ancora catastroficamente gli esiti, è vero? Purtroppo sì, è un qualcosa a cui oramai possiamo dire tristemente ci stiamo abituando, ma un mese con l'altro alluvioni, bombe d'acqua, esondazioni ci fanno vedere quanto il non avere rispettato in passato l'ambiente più in generale e non occuparci forse a sufficienza oggi ancora del nostro ambiente, quindi dei corsi d'acqua, del territorio, della resilienza climatica ai nostri territori, al cambiamento climatico che è in atto, porta con sé dei disastri che hanno ricadute sia sanitarie, quindi abbiamo avuto anche ieri o oggi, non ricordo, la perdita purtroppo anche di una vita umana, di un Sì. ragazzo che è stato travolto dall'esondazione di un fiume, ma anche conseguenze di carattere economico, perché comunque abbiamo tante attività che sono costrette a chiudere, abbiamo tanti campi che sono allagati e che non possono più continuare a produrre come producevano prima. E abbiamo anche delle ricadute a livello sociale, con anche, voglio dire, degli impatti psicologici importanti. Pensiamo a quelle persone, magari soprattutto se anziani, che perdono in un istante i ricordi di una vita, fotografie, lettere, libri, documenti causati magari dall'inondazione di scantinati piuttosto che di garage o anche delle abitazioni ai piani più bassi. Quindi questo clima che purtroppo sta cambiando e sta cambiando a causa di una accelerazione che le attività umane, le cosiddette attività antropiche, hanno dato al fenomeno dall'era preindustriale ad oggi, perché nei fatti, ecco, bisogna sfatare un mito: di base il clima sulla Terra è in continua mutazione da milioni di anni. Noi, con le nostre attività, con le emissioni in atmosfera dei cosiddetti gas climateranti, a partire dall'anidride carbonica, abbiamo semplicemente accelerato di molto un processo che era già in atto. E questa accelerazione eccessiva sta portando, sempre a noi esseri umani, delle conseguenze che non siamo ancora pronti a fronteggiare. E quindi è importante che ognuno di noi conosca quelli che sono i rischi da un lato, ma dall'altro si impegni anche a livello personale, di propria collettività, nel ridurre le proprie emissioni, il proprio consumo di suolo, nel rendere diciamo, il proprio territorio più resiliente possibile a questi eventi. Se no continueremo a vedere quello che sta avvenendo anche in questi giorni, come è capitato il mese scorso, come è capitato prima dell'estate. Insomma, è un continuum di brutte notizie e anche di costi molto importanti che a livello locale, regionale e nazionale potrebbero diventare nel giro di pochi anni non più sostenibili. Ecco Presidente, c'è l'aspetto, tante volte se ne parla, di quanto incide effettivamente il cambiamento climatico. Voi avete fatto delle valutazioni che sono molto interessanti, perché avete detto che tra il 2010 e il 2020 il numero di alluvioni in Italia è raddoppiato rispetto al decennio precedente. Vero è anche che se andiamo tanto addietro nei tempi ci sono testimonianze storiche di secoli passati dove c'è una recidiva di cambiamento climatico, nel senso di inverni molto molto lunghi, estremamente piovosi, oppure estati estremamente calde. Insomma, ci sono dei cambiamenti che si ripetono nel tempo. Però dicevo, quanto incide l'opera dell'uomo? Cioè effettivamente l'aver costruito, edificato e continuare a farlo, questo è un altro aspetto, ovunque. Le infrastrutture sono indispensabili per la qualità della nostra vita, però vanno ad occupare sempre più suolo, senza trovare delle alternative, di cui anche lei spesso ha citato, e se vuole anche riprendere il filo di questo riguardo. Va forse ad aggravare questi ciclici cambiamenti climatici, oppure il cambiamento è talmente rilevante rispetto anche alle ere passate che costruire o non costruire non avrebbe cambiato niente? Ma fondamentalmente
si tratta, come accennavo prima, quello del cambiamento climatico è un processo che è in corso da milioni di anni. Le attività umane, comprese anche le grandi urbanizzazioni, la cementificazione di molti territori, si diceva prima che circa il 60% della popolazione mondiale oggi vive in aree urbanizzate, in città, in metropoli, e questo dato è destinato ad aumentare entro il 2050 di altri circa 10 punti percentuali. Ebbene, noi paghiamo da un lato uno scotto maggiore perché abbiamo una maggiore frequenza e intensità di questi eventi che derivano dal cambiamento climatico, perché abbiamo incrementato noi con la nostra attività, col nostro, diciamo, esistere ed insistere su questo pianeta, con le attività industriali e via dicendo, un'immissione maggiore di gas serra e quindi abbiamo accelerato un processo. E noi lo vediamo oggi con una maggiore frequenza e una maggiore intensità di questi fenomeni, che non sono solo le alluvioni e le bombe d'acqua, ma sono anche il gran caldo, la grande siccità, insomma, tutti eventi che incidono negativamente sia sulla nostra salute sia sulle nostre economie. E senza considerare poi la perdita di biodiversità e via dicendo. Certo, E sì. dall'altro lato, ovviamente, siccome le nostre vite le passiamo principalmente, almeno la gran parte della popolazione le passa principalmente in aree urbane altamente antropizzate, altamente cementificate, lì abbiamo degli effetti ancora più deleteri, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, le isole di calore urbano, quindi temperature eccessivamente elevate in alcuni periodi dell'anno, che causano anche in Italia migliaia di decessi prematuri all'anno. Nel caso delle alluvioni, quello che noi poi vediamo al telegiornale è spesso riferito ad aree agricole, ad aree periurbane, alle volte abbiamo anche delle esondazioni urbane che fanno dei grandi danni. Questo è dovuto anche alla fragilità complessiva del territorio italiano e di alcune regioni, in particolare proprio oggi arrivava la notizia che un recente studio dell'Enea indicava nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia-Romagna le tre regioni italiane che maggiormente risentono di una fragilità del territorio, ma non sono solo queste. E quindi è necessario, diciamo, investire di più, questo non riguarda ovviamente il singolo cittadino, la singola comunità, ma riguarda le amministrazioni regionali e nazionali nella prevenzione di questi fenomeni, che non vuol dire solamente ridurre le emissioni in atmosfera di gas climateranti. Questo fa bene, ma non ha un effetto immediato nel cambio di rotta, purtroppo oggi, ma investire nella resilienza del territorio, nel caso delle alluvioni, aumentare, ne parlavamo già un'altra volta, quelle che sono per esempio superfici drenanti nelle città, piuttosto che giardini pluviali, tetti verdi, per ridurre, per captare, diciamo, una buona parte dell'acqua piovana in eccesso che arriva nelle città. Per quanto riguarda le campagne, investire sull'agricoltura rigenerativa, su sistemi di contenimento, diciamo, oltre che di pulizia e di gestione corretta degli alvei, dei fiumi e dei torrenti, anche di contenimento delle acque quando queste sono in eccesso, quindi dei bacini, ecco, che possono essere costruiti. Se ne parla tanto, si parla dei famosi 10.000 bacini o 10.000 laghetti, ma non saprei dirle oggi quanti di questi lavori sono già stati messi in opera, tant'è che continuiamo ad avere questi allarmi e queste emergenze dovute ad esondazioni importanti. Poi ci sono In- alcuni territori, anche questo lo dicevamo già, come l'Emilia-Romagna, che è proprio una questione anche idrografica particolare, perché abbiamo degli Appennini, abbiamo dei corsi d'acqua che corrono verso valle in maniera piuttosto con una pendenza importante e quindi nel momento in cui una grande quantità di acqua si riversa in questi corsi, quando raggiunge valle tende ad esondare se non ci sono dei sistemi di mitigazione come accennavo prima. Quindi è il caso di investire perché ogni euro, ogni dollaro, gli studi americani ci dicono investito, ne fanno risparmiare 6 in danni che poi dobbiamo risarcire a chi li ha subiti.
Tra l'altro in Germania e in Olanda hanno ovviato con dei progetti operativi ormai molto importanti, però che hanno diciamo in qualche modo sistemato un po' la situazione, perché anche lì era abbastanza fragile il territorio. Parliamo del Reno e parliamo delle zone in Olanda prospicienti alla costa che sono sotto il livello del mare, no? Certo, sono stati fatti tanti progetti che sono considerati importanti e che hanno risolto in parte o ridotto di molto quelli che sono gli effetti indiretti degli eventi estremi, in questo caso inondazioni, allagamenti e via dicendo, dovute alle bombe d'acqua e a piogge estremamente intense. Per esempio in Svizzera, un altro stato comunque a noi vicino, la manutenzione corretta dei corsi d'acqua alpini ha ridotto in maniera significativa gli allagamenti a valle in caso di presenza di bombe d'acqua. Noi lo vediamo anche abitualmente ai telegiornali, il motivo per il quale certi corsi d'acqua esondano, perché se gli alberi non sono ben tenuti, se la vegetazione non è ben potata, se non togliamo tronchi o altri materiali che si trovano in questi corsi d'acqua quando sono secchi, insomma, arriva la bomba d'acqua, tutto questo arriva in prossimità di un ponte e via dicendo, crea una sorta di tappo e l'acqua esce. Ecco, nel momento in cui l'acqua esce ed esce in maniera abbondante, abbiamo un'alluvione in un'area urbana con tutti i danni di cui anche in questi giorni stiamo pagando le conseguenze in Italia. Ecco, questi sono anche provvedimenti che dovrebbero essere così intuitivi da fare. I progetti invece più importanti, voi siete anche consulenti per il Ministero oppure venite anche presi, visti i vostri studi, i dati di cui avete a disposizione, come punto di riferimento oppure non è ancora così? E in Europa esiste qualcosa di simile? Ma guardi, noi siamo una società scientifica, noi produciamo scienza e traduciamo la scienza altrui a 3 livelli di semplicità, quindi per tutti, per la popolazione, e si tratta fondamentalmente di fare prevenzione pre-primaria, ossia di informarti del rischio e dirti che da un lato esiste questo rischio e dall'altro darti delle indicazioni semplici su come ridurre la tua esposizione a quel rischio nei confronti del mondo produttivo e nei confronti del mondo dei decisori, quindi anche della politica. Non possiamo definirci consulenti di questo o di quel ministero, ma sicuramente mettiamo a disposizione le nostre conoscenze scientifiche al mondo dei decisori, dei decision maker a livello nazionale e anche a livello internazionale, perché ci tengo a ricordare che Sima non è solamente una società scientifica italiana, è nata in Italia, ma siamo presenti in 6 stati europei, oltre che negli Stati Uniti, e quindi abbiamo collaborazioni internazionali anche con altri stati, altri governi oltre il nostro. No, questo che lei ha detto è molto importante perché appunto con il fatto di essere connessi con altre realtà, anche la valenza degli studi condotti, poi il confronto che c'è diventa veramente molto importante e significativo. Presidente Trombin, chiedo un attimo il suo intervento visto che poi volgiamo verso la conclusione. Lei comunque rappresenta anche una fascia di giovani ricercatori. Normalmente i giovani sono, la principale preoccupazione dei giovani è l'ambiente e il cambiamento climatico, me lo può confermare? Sì, assolutamente. Infatti anche da recenti sondaggi si evince proprio quanto le nuove generazioni abbiano a cuore le tematiche ambientali da un lato, ma dall'altro siano anche consapevoli del loro potere di poter determinare il mercato attraverso le loro scelte di acquisto. E quindi, insomma, sanno di avere un potere in quello che è proprio l'andamento di questo processo e lo vogliono fare e lo fanno. E inoltre, hanno a cuore, visto che prima appunto parlavamo di temi legati a quello che è il benessere, fisico, mentale, legato all'ambiente, ecco che i giovani, hanno a cuore il proprio benessere mentale, il proprio benessere fisico e scelgono di lavorare per aziende che a loro volta appunto si prendono cura del loro benessere, che quindi lo facciano ad esempio attraverso gli spazi di lavoro che sono adeguati proprio al benessere e una produttività sana.
Grazie Presidente Trombin, grazie anche del suo intervento. Siamo giunti al termine. Una battuta di chiusura, Presidente Miani. Ma la battuta di chiusura può essere semplicemente quella che se ci prendiamo cura del nostro ambiente, che sia la natura, che sia l'ambiente urbano, che sia quello rurale, che sia anche la nostra stessa casa, il nostro stesso ufficio in cui viviamo e lavoriamo, anche questo ambiente si chiama ambiente costruito, le ricadute sono positive, come si accennava prima, non solo sul nostro benessere personale, sulla nostra qualità della vita, ma anche una presa di coscienza di questi ritorni positivi ci porta ad essere più attenti nei confronti dell'ambiente stesso e quindi esportare questa nostra esperienza a livello collettivo e sociale fa assolutamente bene all'ambiente con ricadute positive di nuovo a livello proprio di collettività più in generale, più in ampio. Allora, grazie mille, io veramente grazie a entrambi di aver partecipato, sia la dottoressa Trombin che è presidente della società di biofilia, dell'Agenzia Italiana di Biofilia, quanto al presidente Sima di essere stato ancora con noi, vi auguro buon lavoro e a voi cari telespettatori ci rivediamo, abbiamo un brevissimo break pubblicitario ma dopo continuiamo con le nostre interviste di approfondimento, sempre molto interessanti, quindi non lasciateci.